לי את הדרך לישוב אליך, גם אם קשה תהיה לשוב לי להיות בזרועותיך. הדרך בסופה אליהם, אז אשוב אל דרכך אל קיי, כל פינה שבלבי אנשי, שם תלמי בקרבי. אז אשוב אל דרכך אל קיי, כל פינה שבלבי אנשי, שם תלמי בקרבי. אתה שם איתי, רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולה הלכתי טועה. רבי הקולות לעת נשבתי, הכל לך בי בוהה. עד אשוב אל דרכך אל קיי, כל פינה שבלבי אנשי, שם תלמי בקרבי. עד אשוב אל דרכך אל קיי, כל פינה שבלבי אנשי, שם תלמי בקרבי. אתה שם איתי. La strada mostrami, tornerò a te, anche se non sarà semplice. Tornerò tra le dolci braccia tue, alla fine della via c'è la vita. Io ritorno a darti la vita mia, il mio cuore, la mia anima, ogni parte di me. Tu sei qui dentro me. Io ritorno a darti la vita mia, il mio cuore, la mia anima, ogni parte di me. Tu sei qui dentro me. Tu sei dentro me.
applauso al Signore, gloria a te Signore, benedetto sei degno Signore di lode, di gloria e di onore, alleluia, santo Signore sei, santo. Allora andiamo a leggere Esodo, capitolo 12, versetto 7. Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, dove lo mangeranno. Versetto 12. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto l'uomo che la bestia, e farò giustizia su tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passare oltre, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Amen. Oggi parliamo del sangue di Gesù, ma parliamo del sangue di Gesù perché c'è la cena del Signore, e quindi ho trovato appropriato parlare di questo. Vi raccomando, ascoltatevi gli audio che vi mando, perché questi audio sono importanti. Amen? Quindi il sangue dell'agnello, stiamo parlando di Esodo, quando finalmente, dopo 400 anni e rotti, il popolo di Dio si stava preparando per uscire. L'ultima piaga d'Egitto era quest'angelo dell'Eterno, quest'angelo della morte, che doveva passare e doveva uccidere tutti, compresi anche gli ebrei, se non che gli ebrei avevano un asso nella manica, non si può dire, però avevano Gesù, Dio, dalla loro parte, che li ha protetti. Come li ha protetti? Con questo sangue meraviglioso che è stato di segno per quest'angelo passare oltre. Ma tutti quelli che avevano questo sangue, anche gli egiziani, venivano salvati, perché era sufficiente avere questo sangue sugli stipiti e sull'architrave per essere salvi, per essere liberi dalla morte. Quindi questa immagine del sangue di Gesù, ognuno di noi ha ricevuto questo sangue meraviglioso, e il diavolo, inteso come morte, come principe di questo mondo, ci deve lasciare in pace, perché noi siamo unti col sangue dell'agnello. Continuando a leggere, sempre al versetto 21, Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate e prendete degli agnelli per voi e per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prenderete un pezzo di issopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino, e con il sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi uscirà dalla porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani. Quando però vedrà il sangue nell'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Amen. Quindi abbiamo detto che l'agnello senza macchia è Gesù. L'agnello sacrificato rappresenta Gesù. La famiglia, Mosè ha chiamato gli anziani, non ha chiamato tutto il popolo, ha parlato con gli anziani e poi gli anziani hanno parlato con i capi delle famiglie, e loro poi si sono presi l'onere di fare tutto quanto era stato ordinato da Dio. Quindi vuol dire che ognuno di noi, soprattutto il capofamiglia in una famiglia, è sacerdote, è lui che è chiamato al sacrificio di questo agnello. Quindi c'è la nostra responsabilità principale, soprattutto di mariti, di papà, di uomini in una famiglia, di essere sacerdoti per la casa. Poi c'è l'issopo. L'issopo è segno di purezza. Non approfondisco l'issopo perché lo approfondirò subito dopo. L'architrave e gli stipiti rappresentano invece la croce di Cristo, perché il sangue dell'agnello è stato sparso sugli architravi e sullo stipite, ma rappresenta anche il sangue di Gesù sulla croce. E poi dice: non uscite di casa fino al mattino. Questo è segno invece del restare in Cristo fino al suo ritorno, del restare fermi in Cristo nella casa dell'Eterno, dove c'è l'agnello che ci ha salvati, fino alla sua seconda venuta, fino al suo ritorno. L'issopo fu utilizzato, pensate un po', anche nella croce. Giovanni 19,28 dice: dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Or c'era là un vaso pieno di aceto, inzuppato dunque una spugna nell'aceto, e postele in cima un ramo di issopo, gliela accostarono alla bocca. Quindi l'issopo aveva detto che è la purezza, l'aceto invece è l'asprezza. Da questo possiamo dedurre che Gesù ha
sofferto nella sua purezza per noi. Ha assaggiato l'aceto anche per noi, ma su un ramo di issopo, cioè sul ramo che rappresenta la purezza. Il primo foglio l'ho finito, non sarà così veloce il secondo. Il sangue di Gesù è sempre efficace, non perde mai la sua efficacia. Perché dico che il sangue di Gesù non perde mai la sua efficacia? Perché certe volte il sangue di Gesù è inefficace. Sto dicendo due cose contraddittorie, ma ora ci arriviamo. Quindi partiamo col presupposto che il sangue di Gesù è sempre efficace, funziona sempre. Giovanni, la prima lettera di Giovanni, noi leggiamo al capitolo 1, versetto 7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. Il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Quindi Giovanni ci dice che il sangue di Gesù è ancora utile, efficace, funziona ancora e non funziona solo per una volta nel momento della salvezza, ma funziona sempre nella nostra vita ed ha una funzione miracolosa dentro di noi. Ma il sangue di Gesù in noi, Giovanni ci dice che deve essere libera dall'odio, libero dal rancore. Come ce lo fa capire? Perché ci dice che se camminiamo nella luce, quindi se noi siamo in pace con Dio. E poi dice ancora, se abbiamo comunione gli uni con gli altri, quindi se siamo in pace gli uni con gli altri. Se ci sono queste due cose, ok, il sangue di Gesù in noi è capace di perdonarci, di lavarci dai nostri peccati. Dici, contrariamente no, sì, ma noi mettiamo un ostacolo, noi non usiamo bene il sangue di Gesù, ne abusiamo in maniera sbagliata. Quindi dentro di noi ci deve essere la pace con Dio e la pace con i fratelli, affinché noi possiamo essere perdonati, perché qua si parla del sangue che perdona e noi vogliamo essere perdonati da Gesù e lavati col suo sangue. È necessario che noi facciamo la stessa cosa con gli altri. Quindi sono due elementi necessari. Infatti la pace è fondamentale perché, andiamo a leggere Colossesi capitolo 1, versetto 20, avendo fatto la pace per mezzo del sangue della croce. Quindi è il sangue della croce che ci permette di fare pace con Dio prima di tutto, ma anche e soprattutto con i fratelli. Allora, avendo fatto la pace per mezzo del sangue della croce, di riconciliare per sé, per mezzo di Lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli, e a voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Quindi il sangue di Gesù ha questo potere di innestarci nel corpo di Gesù. Infatti il suo sangue, seppur è, diciamo così, schizzato su di noi come era schizzato sulla trave, sull'architrave e sulle travi, questo sangue diventa anche parte di noi. Noi facciamo parte del corpo di Cristo, quindi in noi nelle nostre vene c'è il sangue di Gesù. Miracolosamente noi diventiamo come Gesù nella sua immagine, perché noi facciamo parte del suo corpo glorioso. E questo perché noi abbiamo pace grazie al sangue di Gesù. Gesù ha riconciliato ogni cosa. Perché? Perché Caino ha distrutto tutto. Adamo ha distrutto tutto. Caino ha distrutto il sangue del fratello, ma Cristo ha ristabilito l'ordine sia di Adamo sia di Caino. Ogni cosa è stata ristabilita perché il sangue di Caino ha distrutto, ha fatto sì che il sangue di un innocente fosse sparso sulla terra e la terra desse frutti ancora più maledetti a Caino. Grazie al sangue di Gesù noi invece abbiamo frutti benedetti, perché anche il sangue di Gesù è caduto su quella terra e ha riconciliato la terra con noi. Noi riceviamo benedizione dal sangue di Gesù, perché il sangue di Gesù ci ha riconciliato col cielo e ci ha riconciliato tra di noi che siamo riconciliati col cielo. Amen. Dio la presa a te. Amen. Siamo riconciliati in Cristo. Gloria a Dio. Quindi Gesù ha creato armonia tra di noi e tra le cose e ci rende amici e non più nemici. I nostri pensieri sono conformi a quelli di Dio e non sono più
conformi a quelli del mondo. Mentre il mondo prima ci poteva accusare e ci poteva dire ma tu guarda che non sei perfetto, anzi proprio sei l'immagine dell'imperfezione. Grazie al sangue di Gesù noi possiamo dire al diavolo no, io ora sono immagine della perfezione che è Gesù in me. Quindi il sangue ci riconcilia per comparire santi, irreprensibili e senza colpa, ed è importante sapere che nonostante noi possiamo ancora continuare a sbagliare, il sangue di Gesù ci purifica. E se Gesù perdona me e perdona te, chi sono io per non perdonare te? Chi sono io per metterti la tromba? Se Gesù ti ha perdonato, anche io ti devo perdonare. Se Gesù mi ha perdonato, anche tu mi devi perdonare. Se no la riconciliazione che cos'è? Una favola. Peter Pan nell'isola che non c'è. Capite il senso? Andiamo a leggere Ebrei, capitolo 9, versetto 22. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Siccome ognuno di noi ha ricevuto torto e ognuno di noi ha fatto torto, per riparare al torto, nella maniera buona e perfetta come vuole la parola di Dio, dovremmo tagliarci le vene e offrire il nostro sangue per il perdono dei peccati. È giusto? Qua sarebbe un gatino o sarebbe un lago di sangue se dovessimo fare così. E invece Gesù ha sparso il suo sangue per noi. Nell'Antico Testamento ogni cosa, pure i sacerdoti, dovevano essere purificati col sangue, non soltanto col sangue degli agnelli, ma c'era anche il sangue dei vitelli. Ogni cosa doveva essere lavato col sangue. Cioè, voi ci pensate che tutto quello che poteva essere pulito doveva essere in un certo senso sporcato col sangue per avere la santità. Perché? Perché la parola ci dice che nel sangue c'è la vita. Ecco perché Dio ha detto il sangue di tuo fratello grida dalla terra a Caino. Perché il sangue rappresentava la vita, era l'essenza della persona. È l'essenza della persona. Tutt'oggi se noi ci dissanguiamo, moriamo. E ogni cosa doveva essere lavata nel sangue, tutti gli strumenti che si usavano nel Tempio, l'altare, il vestiario dei sacerdoti, i sacerdoti stesso, tutto doveva essere lavato col sangue. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificate con queste cose. Cioè l'Antico Testamento ci mostrava qualcosa che doveva accadere nei cieli. Perché nei cieli c'è un santuario che è simile al santuario che era in mezzo agli ebrei. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso per compiere ora davanti alla presenza di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Quando Gesù è venuto sulla terra e ha sparso il suo sangue qui, ci ha dato la possibilità a noi di andare nei luoghi celesti. Il suo sangue ci ha permesso di essere lavati dai nostri peccati. Ma Gesù è entrato in un altro santuario e dice come sacerdote, ma non come i sacerdoti dell'Antico Testamento, dove si doveva entrare nel luogo santissimo una volta all'anno per offrire un sacrificio che non era, per offrire sangue che non era il sangue del sacerdote, ma un sangue di animale. Gesù ha fatto qualcosa di più grande, è entrato nei luoghi celesti, è entrato nel santuario e anche lì ha sparso il suo sangue. Anche lì ha purificato col suo sangue quel santuario celeste. Questo ha fatto sì che Dio, vedendo quel sacrificio, potesse venire verso di noi. Non pensate che il sangue di Gesù è efficace per noi. A noi ha dato la possibilità di andare verso Dio, ma ancora Dio non poteva venire verso di noi fino a quando il sacrificio di Gesù non era completo nel santuario celeste. Da quel momento in poi anche il cielo si è aperto e Dio può scendere su di noi. Lo Spirito Santo è potuto scendere su di noi.
Gesù ha fatto qualcosa di meraviglioso col suo sangue che non è solo visibile a noi, ma è anche invisibile nei cieli. Ci ha aperto le comunicazioni in andata e ritorno, non solo in andata e non soltanto il ritorno, ma comunicazione aperta tra noi e il cielo, tra il cielo e noi. Amen. 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 Gloria a Dio. Quindi il sangue di Gesù sparso sulla terra ha prodotto il perdono per i nostri peccati, mentre il sangue di Gesù sparso nel luogo celeste ha prodotto la redenzione. Nei cieli noi, agli occhi di Dio, grazie al sangue che Gesù ha sparso nell'altare celeste, noi siamo puri, anche se su questo mondo ancora siamo peccatori, ma in quel luogo santo noi siamo puri, siamo moralmente puri, siamo fisicamente liberi dal peccato. Ancora il sangue in quel luogo ci ha dato un nuovo patto, il nuovo patto nasce nel luogo celeste, ci ha dato la vita eterna, la giustificazione, la purificazione, la misericordia, la santificazione, la protezione divina. Vedete quanto è potente il sangue di Gesù? Ci ha dato ogni cosa che è necessario nella nostra vita spirituale, esattamente come ce l'aveva Adamo prima del peccato. Abbiamo anche protezione per il sangue di Gesù. Il diavolo, quando vede il sangue di Gesù, deve scappare, come il distruttore passando in mezzo al villaggio degli ebrei in Egitto non ha osato toccarli. Il sangue di Gesù ci protegge. Il diavolo, quando vede quel sangue, ha perso. Qual è la condizione affinché questo sangue abbia ancora efficacia in noi? Restare in Cristo, cioè restare dentro la casa, non rinnegare Gesù, non rinnegare il suo sacrificio, non rinnegare la nostra fede. Finché noi siamo dentro quella casa noi siamo protetti, perché c'è il sangue come segno per il distruttore per non entrare. Dice, ma non potrà essere la finestra? No, tutta la casa è protetta. Tutta la casa è sotto la protezione. Quindi Esodo 12:21, andiamo a riprenderlo, dice così: Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate, prendete degli agnelli per voi e per le vostre famiglie e mollate la Pasqua. Poi prenderete un pezzo di issopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino e con il sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi uscirà dalla porta di casa fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani. Quando però avrà visto il sangue sull'architrave e sui due stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. L'issopo. L'issopo è una pianta aromatica, cresce anche da noi, è molto simile alla lavanda, somiglia tanto alla lavanda, però è più robusto l'issopo, ha dei bellissimi fiori blu e se voi guardate, se voi avete la possibilità di vedere un issopo, è anche profumato, si usa anche come erba medicinale per il mal di pancia, se vi interessa. L'issopo cresce a cespugli ed è una bellissima pianta. Abbiamo detto che l'issopo rappresenta la purezza, rappresenta le cose sane, sante. E in un certo senso rappresenta anche la nostra fede. La mia fede, la tua fede, è come l'issopo, è bello, è profumato, è azzurro, è qualcosa di miracoloso nella nostra vita, perché l'issopo oltretutto cresce nei terreni aridi, quindi cresce dove non dovrebbero crescere le altre piante. E ci dà la possibilità di essere una bellezza alla presenza di Dio, perché l'issopo rappresenta questa bellezza. Poi pensate un po' alla lavanda, somiglia molto alla lavanda, quindi se avete in mente com'è la lavanda, l'issopo è molto simile, ha le foglioline un pochino più grandi, più larghe, ma in linea di massima è uguale. Io infatti pensavo che era un altro nome della lavanda. L'issopo però ha bisogno di essere macchiato dal sangue. Ci siete? Questo fiore doveva essere immerso nel sangue per far sì che questo sangue potesse essere messo nell'architrave
e negli stipiti. Senza questo issopo non si poteva fare questo procedimento. Quindi era necessario l'agnello e il suo sangue ed era necessario anche l'issopo. Quindi l'azione del sangue di Gesù nella nostra vita avviene quando mettiamo in movimento la nostra fede. Il sangue non funziona se noi vogliamo usare un'altra cosa. Il sangue di Gesù non funziona se noi non usiamo la nostra fede. C'è un'altra cosa in questo versetto che è particolare da notare. Il sangue doveva essere raccolto in un catino. Non veniva messo da altre parti, ma doveva essere raccolto in un catino. Guardate, poi prenderai un pezzo di issopo, no. Andate, prendete degli agnelli per voi e per le vostre famiglie e molate la Pasqua. Poi prendete un pezzetto di issopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino. Quindi questo sangue è nel catino. Se noi sappiamo che il sangue di Gesù è ancora tuttora vivo e funzionale nella nostra vita, dove si trova attualmente questo sangue? A parte il fatto che siamo salvati. Va bene? Ovvio che siamo salvati per il sangue di Gesù. Ma se noi volessimo ancora utilizzare il sangue di Gesù per liberare le persone, per pregare, per dire Signore ti prego nel sangue di Gesù, per il sangue di Gesù fai questa cosa, perché possiamo pregare in questa maniera. Come possiamo noi dare valore al sangue di Gesù? Ma anche per la nostra salvezza, quando noi dubitiamo della nostra salvezza, vuol dire che non abbiamo usato l'issopo, stiamo usando qualche altra cosa, un nostro ragionamento umano. Dove si trova questo catino in questo momento? È nei luoghi celesti. Il catino rappresenta i luoghi celesti. Non è ora che là c'è il sangue di Gesù conservato. Va bene, è qualcosa di spirituale. Noi sappiamo che possiamo attingere al cielo con la nostra fede. Il problema è che la nostra fede certe volte la vogliamo mantenere pulita, la vogliamo mantenere profumata, la vogliamo mantenere azzurra. Vogliamo che gli altri vedano la nostra fede in una determinata maniera, ma non vogliamo sporcarla col sangue di Gesù, perché di questo si tratta, sporcare la nostra fede col sangue di Gesù. Ma questo, tra virgolette, sporcare, perché questo facevano gli ebrei in realtà, ogni cosa che loro purificavano col sangue era sporcato col sangue. Voi prendete uno tra di voi a scelta, no? Prendete il sangue di questa persona, ok? E cercate di purificare questo luogo. Sembrerà la stanza degli orrori. No? Chiameranno la scientifica per capire che cosa è successo. Va bene? E questo probabilmente è il luogo santissimo, il luogo santo, il tempio di Dio, questa immagine doveva avere. Un luogo dove c'era sangue dappertutto. Quindi questi fiori in Egitto dovevano essere sporcati dal sangue. Dobbiamo metterci nella testa che noi non possiamo presentare una fede finta o comunque una fede che è bella ma senza il sangue di Gesù. C'è bisogno che questi fiori non siano più blu, siano rossi. C'è bisogno che queste foglie non siano più verdi, diventino rosse. Questo fiore deve trasformarsi col sangue di Gesù se vogliamo che la nostra fede abbia efficacia per qualsiasi cosa. Capite? Ognuno di noi ha questa fede, perché noi siamo deserto. Cristo ha fatto sì che in questo deserto crescesse in noi questo issopo, questa fede. È Lui il fautore della fede. Ovvio che anche Lui ha dovuto fare un'opera in noi. A noi tocca prendere questo issopo e immergerlo nel sangue per essere trasformati e per trasformare le circostanze. Non pensate che è una cosa che dipende solo da Dio. Dipende anche tanto da noi. Sì, Lui ci ha messo la vita. Fisicamente ci ha messo la vita. E noi ci dovremo mettere spiritualmente la nostra vita. Significa cambiare il colore di questo fiore, significa metterci la faccia per le cose di Gesù. Significa essere audaci, essere persone che tentano, anche se sbagliano.
Se noi lo facciamo con la fede vera, dove c'è questo sangue di Cristo, noi riusciamo, il diavolo scappa, il diavolo passa avanti. Non possiamo mai dubitare del sangue di Gesù. È potenza in noi. Abbiamo detto l'altra volta che la croce è potenza. Amen. Il sangue di Gesù è potenza nella tua vita. Il sangue di Gesù è forza. Vero è che questo isopo è stato usato anche per l'aceto. Questo vuol dire che ci può portare anche amarezza fare le cose del Signore. Ed è normale. Se Gesù ha sofferto sulla croce, che vuoi che sia un bicchierino di aceto per te? Sempre meglio delle frustate, dei chiodi nelle mani e nei piedi. Oltretutto noi usiamo un sangue che non è il nostro, cioè noi siamo come i sommi sacerdoti, però il sommo sacerdote presentava un sangue che era un sangue di animali. Noi presentiamo il sangue di Gesù. Il sommo sacerdote presentava il sangue di animali che nei luoghi celesti non aveva nessuna efficacia. Pensate che non lavava via il peccato, lo copriva. Cioè lo nascondeva, come se Dio non vedesse. Va bene, però Dio aveva deciso così, diceva sì, vabbè, chiude gli occhi, non lo vedo. Il sangue di Gesù invece lo cancella, non c'è più. Oltretutto Dio è fedele nella sua parola, Dio è fedele per quello che Lui ha annunciato. E anche se noi sbagliamo 100 volte, Lui è disposto a perdonarci, a lavarci col suo sangue 100 volte. Perché noi andiamo a riconciliarci per mezzo del sangue di Gesù alla sua presenza. Amen. Ci vogliamo alzare, per favore? Ci sia vittoria sempre nella tua vita, nel nome di Gesù. Ci sia vittoria sempre nella tua vita per la fede che c'è in te. Ci sia vittoria sempre nella tua vita per il sangue di Gesù. Ci sia vittoria sempre nella tua vita per il sacrificio, per l'enorme e grande sacrificio che Gesù ha fatto nella nostra vita, nella tua vita. Ora noi ci apprestiamo anche a prendere il pane e il vino che sono segno di quel corpo e quel sangue. Padre, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù, stendi la tua mano. Signore, noi vogliamo una fede vera, Signore, bella, fiorita, Signore, che sia una fede che per mezzo tuo, per mezzo della tua parola sia fiorita dentro di noi in maniera splendida, in maniera fantastica, in maniera meravigliosa. Vogliamo vedere, Signore, questo fiore sbocciare dentro di noi, crescere, ravvivarsi, che sia sempre in continuazione, in crescita per la tua grazia, Signore, di fede in fede, di issopo in issopo, Signore, che questo issopo possa moltiplicarsi dentro di noi, che questa fede possa raddoppiare dentro di noi. Vogliamo, Signore, prendere questa fede e farla vedere al mondo quanto è bella, quanto è meravigliosa, quanto è profumata. Signore, ma noi vogliamo che questo fiore sia immerso e sia bagnato dal sangue dell'agnello. Vogliamo che questo fiore possa diventare quel ramo potente dove c'è questo sangue meraviglioso che purifica e libera. Nel nome di Gesù vogliamo vedere questo, vogliamo accedere nei luoghi celesti dove c'è questo catino, dove c'è questo sangue potente, Signore, e per fede, Signore, vogliamo utilizzare questo sangue in vittoria, in potenza. Vogliamo una vita, Signore, che sia trasformata, la nostra vita che sia trasformata, lontano, Signore, dalle influenze delle parole negative, dalle influenze delle male parole, delle cattive parole, delle male parole, delle parole maledette, Signore. Nel nome di Gesù vogliamo prendere questo sangue, lavare noi stessi, lavare, Signore, colui che ci sta accanto, colei che ci sta accanto, lavare le nostre case, lavare, Signore, i nostri familiari. Nel nome di Gesù vogliamo utilizzare il tuo sangue, Signore, in gloria e in potenza affinché si mostri e si riveli la tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù vogliamo una vita vittoriosa. Vogliamo una vita di successo, Signore, spirituale. Vogliamo vedere trasformare il nostro cuore, la nostra mente. Non vogliamo, Signore, mostrare una fede finta al mondo, una fede che sia ingannevole, che sia solo quello che è, Signore, profumo e colori, ma vogliamo fare vedere che questo profumo e questo colore, Signore, hanno ricevuto il sangue dell'agnello, il sangue della potenza di Dio. Vieni Spirito Santo, soffia con forza, Signore. Soffia, Signore eterno, nel nome di Gesù. Vieni a liberare, vieni, Signore, nel sangue di Gesù.
Col sangue di Gesù vieni, Signore. Vieni, Signore, a liberare, a riconciliare con te. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, con questo sangue riconcilia i nostri pensieri con i tuoi pensieri, il nostro cuore con il tuo cuore. Riconcilia la nostra vita alla tua vita. Riconciliaci a te, Signore, a tutte le cose che tu hai messo attorno a noi. Noi vogliamo essere riconciliati per mezzo del sangue di Gesù. Vieni, Signore, nel nome potente di Gesù. Vieni, Signore eterno, nel nome di Gesù, vieni. Noi vogliamo rinnovare questo patto dentro di noi. Vogliamo, Signore, rinnovarlo con le nostre parole. Grazie per il sangue che tu hai versato per noi, per la nostra salvezza. Grazie, Signore, perché il tuo sangue è stato il sigillo del nuovo patto, il sigillo che tu hai messo su ognuno di noi. Grazie, Signore, noi vogliamo sigillare ancora, vogliamo comprendere che con questo sangue noi abbiamo avuto la vita eterna, noi abbiamo ricevuto l'eternità, noi guardiamo al futuro, Signore, con gioia, noi guardiamo al futuro con speranza, perché sappiamo che il futuro è buono per noi, ci attende il paradiso. Grazie, Signore. Grazie perché questo sangue ha prodotto la giustificazione dentro di noi. Grazie a te, Signore, il diavolo non può più accusarci. Noi siamo giustificati. Vieni, Signore, giustifica ancora le nostre vite. Giustifica ancora, Signore, il nostro essere. Nel nome di Gesù. Vieni ancora a purificarci, a lavarci dai nostri peccati. Sappiamo, Signore, che siamo peccatori. Sappiamo che sbagliamo ogni giorno, ogni momento, ogni attimo. La nostra lingua, Signore, si impappina e dice fesserie. Il nostro modo di fare, Signore, è molte volte sbagliato. Camminiamo, inciampiamo e cadiamo, ma col tuo sangue potente, Signore, vieni a purificarci e a lavarci nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù abbi misericordia, Signore. Abbi misericordia di noi che veniamo a te per chiederti perdono, Signore, che veniamo a chiederti scusa, che veniamo a darti le nostre offerte cattive, Signore. Abbi misericordia, accetta la nostra vita, Padre. Ancora, santificaci. Santificaci, Signore. Questo sangue potente, versalo su di noi per mezzo di questo issopo puro, purissimo, Signore. Vieni, Signore, vieni ancora a purificarci, a renderci ancora bianchi. Vieni, Signore, a farci risplendere col sangue dell'agnello. Risplendi in noi, agnello di Dio, risplendi in noi col tuo sangue potente nel nome di Gesù. Grazie, Signore, tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Alleluia, gloria a te, Signore. Benedetto e santo sei degno. Amen. Voglio amarti così, senza ma, senza perché, con la mia fedeltà e con la mia sincerità. Voglio vivere con te, rinnegare ciò che è in me, per la mia libertà, per la gloria tua, Gesù.